Franco Battaglia in carcere a Santabona con la grave accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ora la Procura di Treviso ha chiesto per il 77enne veneziano il processo con rito immediato. La richiesta è stata presentata al giudice per le indagini preliminari che risponderà entro qualche giorno. Il presunto killer della donna non passerebbe quindi attraverso l'udienza preliminare. Annika Panfile fu trovata morta in un isolotto del Piave il 21 maggio 2023. A scoprire il corpo della 31enne di origine romena, mamma di 4 figli, un pescatore che aveva immediatamente dato l'allarme. Le indagini dei carabinieri hanno portato a ricostruire le ultime ore della donna. L'ultimo a vederla viva, il 18 maggio, era stato proprio Battaglia che era andato a prenderla e l'aveva portata a casa d'Arcade. Da quell'appuntamento non sarebbe uscita viva. Il 77enne aveva detto agli investigatori di aver incontrato Anika per consegnarle alcuni documenti. Lei infatti aveva lavorato per lui l'anno prima. Quel pomeriggio i due avrebbero fatto uso di cocaina, poi ci sarebbe stata una discussione e una lite degenerata. Lui le avrebbe colpita alla testa e l'avrebbe soffocata mettendole una mano nella bocca. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe avvolto la donna in un tappeto e poi avrebbe raggiunto il canale della Vittoria a Lovadina e si sarebbe sbarazzato del cadavere. Il pick-up del 77enne era stato ripreso più volte da alcune telecamere di videosorveglianza proprio nella zona dove sarebbe stato gettato il corpo. Luigino De Biase, il compagno di Anika, si costituirà come parte civile insieme ai figli e alla mamma della 31enne.